Va bene, dai, le abbiamo detto i premi, c'è anche il convergente, io non voglio fare nomi, perché basta leggere tutti i giorni, tu guarda in Facebook, tutti i giorni, cosa diavolo ti trovi? La gente che è in convergenza. Allora, guarda, io per altri non posso parlare, a nome di altri non posso parlare. Ma nessuno, Ma io ti non posso voglio dire, vuoi che ti dica aver- perché Progress, per esempio, non è d'accordo su questa iniziativa, ma il fatto che non sia d'accordo, cioè, secondo me non determina una frattura insanabile, è una dialettica normale che c'è fra No, ma io non movimenti so, ma indipendentisti. calma, io non sto dicendo del referendum che voi siete contrari, Aspetta, ti posso spiegare il perché? Ti posso spiegare il perché brevemente? Sì. Perché noi siamo convinti che sia molto più utile un referendum per l'autodeterminazione gestito dall'ONU, quindi secondo le regole del diritto internazionale. Basta, questa è la Ma quello è motivazione. sempre stato il mio cavallo di battaglia, ma quello, guarda, se tu leggi ciò che ho sempre detto io, ho detto questo, ma è vero, tu questo ci devi arrivare a gradi. In questa transizione adesso io non posso andare a spiegarti tutte le ragioni del perché tu ci perdi 5 minuti a capire quello che io ti vado a dire, e lo capirete mano a mano che andremo poi al referendum. No, guarda che lo capisco io, lo capisce anche chi ci segue, quindi tranquillo. No, io non ho detto che non lo capisci. Ho detto che non te lo dico, ti ho detto che nel momento che te lo dico lo capiresti subito. È un po' diverso. Ecco, no, ma ne volevo approfittare di questa cosa. Cioè, allora, noi abbiamo due posizioni differenti sul referendum. Progress ha una posizione, Maluentu, che ovviamente ne ha un'altra perché Maluentu l'ha promosso il referendum. Cioè, secondo me è normale che ci sia una dialettica del genere. Io non la trovo una tragedia. Che tu hai detto una cosa che è la mia. Tu hai detto sulle cose dell'ONU, o meno, tu l'ho sempre scritto io, prima che Progress esistesse. Cosa vuol dire questo? Per arrivare a quello, però, ci vogliono i passi, devi camminare. E io ho fatto anche quei passi, perché io l'ho fatto sul movimento delle liberazioni nazionali, per cui è un discorso un po' lungo. Quando questo sarà fatto adesso, dopo che sarà fatto il referendum, sarà tutto chiaro, in cui non è che lo debba fare per me, questo lo sto facendo per i sardi, anche per i movimenti indipendentisti, per tutti gli indipendentisti, quando capiranno che non è che mi sia ubriacato, visto che non mi ubriaco, o che mi sono alzato col piede. No, mica ti sembra Gao, hai preso una posizione politica legittima, ci mancherebbe. No, non mi ha capito, ma non intendo questo sulla legittimità, ti sto spiegando una cosa semplicissima. E allora cos'è? Quando tu la sai la storia di come si cucina la rana viva tu? No, ne ho visto qualcuno al ristorante cinese, però non so come si cucina. Dovessi saperle queste cose, adesso te le dico. La rana cucinata viva si fa così. La rana si mette nell'acqua fredda, la rana è dentro l'acqua fredda e lei rimane tranquilla lì. Tu accendi il fuoco e l'acqua si scalda piano. Per cui cosa vuol dire? Che la rana si abitua alla temperatura, tutto ad un tratto si trova all'esatta che non si è manco accorta. Perché se tu la metti dentro l'acqua calda, la rana subito dà un salto e se ne esce fuori, perché la scotta immediatamente. Invece con la tattica di Dodone Meloni, che grazie a Dio della scienza ce ne ha, e capacità anche, non per vantarmi, ma è così, per arrivare all'ONU serve che la rana venga cucinata prima con l'acqua fredda, si scalda piano e si arriva al dunque dopo. Per cui, quando voi ve ne accorgerete, questo sarà già avvenuto. Verrà... ma speriamo, noi siamo contenti di questa cosa qua. Ma mi segui, no? Sì, è un fatto che per arrivare a quello, nel mio progetto, la mia strategia con la tattica è quella di arrivarci in forma graduale. Quando proprio quello cui dobbiamo fare la festa, se ne accorge troppo tardi. Questo esempio della rana lo fece un consigliere comunale indipendentista di Sorgono che si chiama Luigi Todde, però la prima volta lo sentii da lui e lo fece all'inverso, però disse che lo Stato italiano aveva cotto i sardi nella loro cultura, nella cultura italiana, abituandoli somministrandogli a piccole dosi la cultura italiana, fino quasi a italianizzarli o a convincerli che fossero italiani anche loro. No, sono contento oggi di aver risentito lo stesso esempio, però fatto al contrario, quindi in chiave positiva. Esatto, ma quella è la forza, vedi?
perché io, e sono proprio esattamente quello, all'opposto. Quando ti ho spiegato della lingua sarda che l'ho imposta, e ti posso far vedere gli avvisi di garanzia in lingua sarda, quelli sono documenti che servono in Sardegna. Cosa vuol dire? Che ho imposto proprio in quella maniera, al rovescio. Gli italiani avevano imposto l'italiano ai sardi e io sto imponendo il sardo agli italiani. Bene. Voi non seguite queste cose perché dovete inneggiare a queste cose. Perché bisogna capire il senso politico. Tu immaginati, io sto insegnando e imponendo il sardo agli italiani. Sto obbligando un giudice, un PM di Bragida o non di Bragida, ad ascoltarmi in sardo, a capirmi lui a me, non io a lui. Questa è la forza che vince e travolge, Bene. e impone. Hai capito? Questo te lo voglio rimarcare, in modo che quelli che ci stanno ascoltando capiscono queste piccole cose. Perché tu, dando peso ai giudici, che è lì che barcola perché non ti ha capito e gli serve l'interprete, chi sta vincendo secondo te? No, ma poi il dramma è che magari è sardo anche lui, capito? Questo è il È dramma. ancora peggio, perché allora sente la sua frustrazione. Perché vuol dire, quando io l'ultima volta gli ho detto chiaramente che loro un giorno là se ne dovevano andare dalle Sardegna, perché la Sardegna diventa indipendente, erano idrofobi. Ma anche se erano idrofobi, dovevano sottostare a quello che dicevo io su questo, e tu non puoi immaginare la soddisfazione di chi c'era lì ascoltando, giornalisti, avvocati e via di seguito, perché vedere a loro che devono sottostare a te, e guarda che quello della lingua è una cosa importantissima. Quando io scrivo tutti i giorni senza limbe, no Repubblica o no Popolo, è quello. Poi voglio che sia 30.000 lingue, su francese, su inglese, su tedesco, quello che ci pare piace o no. Certo, noi siamo per il plurilinguismo, figurati, la E posizione allora, di Progress è abbastanza nota. Vabbè. Però, poi, voglio fare sugli sbarri le frasi, però la lingua la dobbiamo rimettere su questo, anche se non ci serve, non fa niente. Tutte le lingue dobbiamo rimettere. E allora, quello è normale. Tutte le lingue dobbiamo rimettere, anche il Carlofortino, io penso, qualche anno fa riuscivo a parlare correntemente il gallurese e il logudorese quando erano vivi i miei nonni. Poi dopo, quando sono morti i miei nonni, ovviamente li ho persi entrambi perché subornato dall'università italiana e dai media italiani, li ho persi completamente l'uno e l'altro e ho imparato un po' di cagliaritano perché nel frattempo sono diventato cagliaritano d'adozione. Va bene, comunque, ti ringrazio molto per la tua presenza qua, è stata secondo me un'ora di conversazione splendida, io sono molto soddisfatto, tu? Io sì, perché io quando parlo con indipendentisti non ho preclusione distorta, si vedono tutti benissimo perché vi sento che sono dalla parte mia, basta, non c'ho nemici. Ci mancherebbe pure. Allora, arrivederci nella convergenza nazionale. Io ti ringrazio molto e facciamo una breve pausa musicale e poi vi parlerò del palinsesto di Radio Indipendenza della settimana prossima. Grazie Doddore per essere stato con noi. Ringrazio i tuoi ascoltatori e tutti gli indipendentisti e anche gli altri sardi. Ciao ciao. Ci sentiamo dopo, una breve pausa musicale.